Il focus del mio intervento è praticamente legato a due linee di ricerca. Una sull'analisi della convenienza a produrre fiori in serra, di specie diverse ovviamente, considerando un'impostazione di bilancio come se fosse veramente una serra un'industria, quindi con la riclassificazione del conto economico e indicatori di redditività. Ma ovviamente non è sufficiente valutare i costi di produzione, i costi di coltivazione, diventa determinante anche capire le tendenze del mercato. Ad esempio la parola, vista anche la mia età, la parola più semplice che uno si può fare è: i giovani cosa desiderano da un imprenditore florovivaistico? Quindi anche andare a indagare, e questa è la seconda parte di cui ci stiamo occupando con Veneto Agricoltura, di indagare le preferenze, no? del consumatore quando entra in un garden. Non è detto che voglia comprare solamente delle piante, ma possa anche decidere di arredare il suo giardino e quindi abbia necessità di acquistare qualcos'altro, ovvero anche dei prodotti alimentari o di servizio, seguire dei corsi di formazione per la gestione delle piante. Quindi è un po' duplice, insomma, il mercato non è fatto solamente da un produttore che propone un fiore per il bello che sia, ma bisogna ascoltare assolutamente anche quello che la domanda richiede, che può essere anche un'attività di servizio e non solamente di prodotto.